Ehi, buongiorno, come state voi? Ok, avete dormito un'ora di meno oggi, eh? E ci sono tanti che ancora dormono, penso, no? Ok, possiamo stare un po' più vicino qua oggi? Ieri abbiamo avuto un bellissimo incontro qua, la sala era piena e venite qua, non c'è nessun problema. Tutti hanno usato deodoranti, anche hanno lavato i denti, stanno bene, possiamo stare vicini qua. E grazie per questo vostro cambiamento di posto. Ok, siamo qui per adorare il nostro Dio, per offrire un culto, siamo qui per vivere questo momento con Lui. E la Chiesa questa settimana è stata molto benedetta dal Signore, sono nati 2 bambini questa settimana, ok? C'è un nonno qua, no? Che è nato mercoledì, no? Mercoledì, e l'altra è nata martedì, ok? Così, un giorno di differenza, una con Eliano e l'altra qua a Treviso, e che bello. E anche abbiamo saputo di una coppia dove lei è incinta, ossia una settimana molto benedetta in questa area, no? E quanto è bello vedere che il Signore sta moltiplicando e che possiamo vedere una generazione che possa amare il Signore. Sempre parlo ai genitori, la vostra responsabilità di insegnare i vostri figli ad amare il Signore, perché futura generazione già vive, è qua presente, e questa generazione possa desiderare amare il Signore con tutto il cuore. Preghiamo. Pensiamo nei nostri figli, pensiamo in una generazione, pensiamo in una storia. Come sta la tua famiglia? Iniziare un culto pensando nella famiglia è un privilegio, perché il Signore ci permette di pregare per loro, ricordare loro. Ma in questo momento anche possiamo pregare per noi stessi. In quale modo stiamo costruendo questa famiglia ad amare il Signore. Nostro Padre, stiamo iniziando un culto. Stiamo iniziando questo momento di adorazione a Te, di lode a Te. Ricordiamo dei nostri figli, genitori, della nostra famiglia. Che loro possano sempre amarti. Ricordiamo di noi stessi, perché adesso è un periodo che stiamo in preparazione per una Pasqua. Un ricordare una morte e una croce, sofferenza per noi. Un ricordare una risurrezione, la vittoria sulla morte. Siamo qui, oh Padre, questa mattina a offrirti un culto, perché abbiamo la speranza di un'eternità, di una vita eterna. Ti ringraziamo, Padre, perché la morte non avrà più forza su di noi e crediamo in una vita eterna. Grazie, oh Padre, perché questo culto che offriamo a Te, offriamo a un Dio vivo, a un Cristo Gesù che è vivo. Grazie, oh Padre, perché sappiamo che in questo momento Tu stai ascoltando, guardando e manifestando la Tua grazia e il Tuo amore per noi. E ricevendo questo culto. E vogliamo offrirti, oh Padre, con tutto il nostro essere. Grazie, perché questo momento è Tuo. Grazie. Offriamo a Te questo culto. Nel nome di Gesù. Amém, Signore. Amém? Possiamo stare in piedi, possiamo cantare, possiamo adorare e possiamo iniziare questo culto cantando, adorando il nostro Dio e con questa gioia, con questa allegria, perché Dio ha riempito il nostro cuore con questo. E manifestiamo questo in questo momento. Amém, Chiesa? Amém? Oh.
Amen. Vogliamo invitarvi a lodare il nostro Signore. Se non hai ancora salutato la persona a destra, a sinistra, ti invito, questo è il momento per farlo, che noi possiamo in questo momento iniziare a scaldarci, scaldare il nostro cuore, scaldare le nostre voci per poter innalzare una lode degna del nostro Signore. Amen. Cantiamo. Gioia in Gesù ed un grande amore, c'è speranza soltanto in Lui, è una fonte d'amore che riempie i cuori, Lui è sempre vicino a me. L'onore, la gloria a Lui. A Lui, la mia forza Egli è, e speranza per me, tutta la mia lode va a Lui. C'è la gioia in Gesù ed un grande amore, c'è speranza soltanto in Lui, è una fonte d'amore che riempie i cuori, Lui è sempre vicino a me. L'onore, la gloria a Lui e le benedizioni a Lui, la mia forza Egli è, e speranza per me, tutta la mia lode va a Lui. C'è la gioia in Gesù ed un grande amore, c'è speranza soltanto in Lui, è una fonte d'amore, è un fiume di vita che scorre dentro di me. Amen. Ti ringraziamo Padre per questa mattina, ti ringraziamo perché tu nuovamente ci hai fatto aprire gli occhi questa mattina, ti ringraziamo perché nuovamente noi possiamo essere davanti alla tua presenza, ti ringraziamo perché noi siamo qui Padre, perché tu sei qui, ti ringraziamo e vogliamo innalzarti questa mattina. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi Signore, voglio vederti, Signore, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi Signore, voglio vederti, Signore,
santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Voglio vederti. Vederti? Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo santo, santo. Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo santo, santo. Che la Chiesa possa cantare Santo, Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Voglio vederti. Santo, santo, santo. Tu sei santo, santo, santo. Tu sei santo, santo, santo. Voglio vederti. Amen. Tu sei santo, Padre, santo, santo. Sopra ogni cosa, Padre. Tu sei santo, Padre, sopra ogni cosa. Noi ti glorifichiamo questa mattina, Padre. L'unico degno di essere glorificato, l'unico che è in grado di purificare i cuori, l'unico che è degno di salvare. Noi ti ringraziamo questa mattina. Non c'è mai stato un Dio come te, in nessun altro troverei un amore così, così unico e così speciale. Con la tua vita dentro me posso capire questo amore imparagonabile. Vedere è così speciale. Sei il mio riposo, il mio sostegno, rifugio. Sei la mia fonte, la mia rocca. Sei misericordia e sotto le tue ali, Signore. Signore, io mi nascondo, io ti aspetto, perché so che tu ti prendi cura di me. Non c'è mai stato un Dio come te, in nessun altro troverei
ti prendi cura di me. Prendi cura di me, Signore. Ti prendi cura di me. Prendi cura di me, Signore. Prendi cura di me. Prendi cura di me, Signore. Ti prendi cura di me. Prendi cura di me. Sei il mio riposo, il mio sostegno, rifugio. Sei la mia fonte, la mia rocca. Sei misericordia e sotto le tue ali, Signore. Io mi nascondo, io ti aspetto, perché so che tu ti prendi cura di me. Noi ti diamo gloria e onore questa mattina, Padre. Eleviamo le nostre mani per adorare il nome tuo, perché tu sei grande e potenti cose fai. Possiamo cantare che nessun altro è come il nostro Signore. Continua a lodare il nome del Signore. Continua a cantare per Lui. Lasciando da parte quello che è passato questa settimana, lasciando da parte quello che attanaglia la tua mente, attanaglia il tuo cuore, che tu possa dedicare questo momento che è unico al Signore. Noi ti diamo gloria ed onore, eleviamo le nostre mani per adorare il nome tuo. Noi ti diamo gloria ed onore, eleviamo le nostre mani per adorare il nome tuo grande.
che la Chiesa possa cantare di nuovo. Grande tu sei. Grande tu sei e potenti cose fai, nessun'altra come te, nessun'altra come te. Grande tu sei e potenti cose fai, nessun'altra come te, nessun'altra come te. Grande tu sei e potenti cose fai, nessun'altra come te, nessun'altra come te. Grande tu sei e potenti cose fai, nessun'altra come te, nessun altro è come te. Amen, Padre. Potete sedervi. Amém? Quanto è bello cantare e lodare il Signore e manifestare le parole che possano esaltare veramente o quanto grande è Lui. Preghiamo. Vogliamo adesso parlare della parola del Signore, ma tante volte il nostro cuore è troppo chiuso per una parola di Dio. Ma che vogliamo in questo momento, come abbiamo cantato, grande cosa tu fai, grande tu sei, esaltiamo sotto le tue ali, c'è la gioia in te. Ma quando c'è questo incontro con Dio, noi percepiamo quanto peccatori noi siamo. È la grazia del Signore che ci accoglie, è la grazia del Signore che ci abbraccia, è la grazia del Signore che ci sostiene. Nostro Padre, siamo qui, peccatori che non meritiamo stare davanti a Te, perché Tu sei santo, santo, santo. E la Tua santità mi fa vedere o quanto eu devo essere purificato davanti a Te. Che i carboni possano uscire e toccare le mie labbra e essere purificato. Rivela, Padre, e che eu possa avere un cuore plasmabile e che Tu possa trasformare la mia vita in obbedienza alla Tua parola. Eu possa prosseguire e seguire in una vita santa ai Tuoi occhi. Grazie, Padre. Grazie perché Tu ci sei. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Stiamo arrivando a un periodo di Pasqua. In questo periodo staremo adesso lavorando tutte le storie, tutte non posso dire che sono tantissime storie, un po' delle storie di Gesù che è prima della Pasqua. E oggi iniziamo proprio una storia molto interessante di un personaggio che si chiama Pietro. Luca 22, 54 e 62. Un uomo, Pietro, che in quel momento piange. Un uomo, Pietro, che in quel momento rinnega Gesù,
Quante volte? 3 volte. E dopo che cosa fa o cane? Abbaia? Ah, o galo, molto bene. Il galo canta. E lì è molto bella questa storia. Molto difficile per noi, è la nostra storia. Luca 22, 54 e 62. Dopo averlo arrestato, lo portarono via e lo condussero nella casa del sommo sacerdote. E Pietro seguiva da lontano. E essi accesero un fuoco in mezzo ai cortili, sedendovi intorno, Pietro si sedette in mezzo a loro. Una serva, vedendo Pietro seduto presso il fuoco, lo guardò fisso e disse: anche costui era con Gesù. Ma ele negò dicendo: Donna, non lo conosco. E poco dopo un altro lo vide e disse: anche tu sei di quelli. Ma Pietro rispose: no, uomo, non lo sono. Trascorsa circa un'ora, un altro insisteva dicendo: certo, anche questi era con lui, perché è Galileo. Ma Pietro disse: uomo, io non so quello che dici. E subito, mentre parlava ancora, il galo cantou. E o Signore, voltato-se, guardou Pietro. E Pietro se ricordou della parola che il Signore gli aveva detto: oggi, prima che il galo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E andato fuori, pianse amaramente. Quando stavo preparando questa mensagem, leggendo questa storia, c'è una frase qua che mi ha colpito fortissimo. Qual è la frase? É anche questa, era proprio, eu stavo pensando su questo, ma c'è un'altra frase che mi ha colpito. Sì, ciascuno colpisce di modo diverso, no? Ma lo sguardo di Gesù. Sabe quando Gesù volta, se guarda Pietro ali, uau! Sabe, avere quello sguardo, non so, quando eu ero bambino, quando avevo miei genitori, quando loro hanno scoperto i miei capricci, i miei sbagli, o sguardo dei genitori já era terribile, no? E quando eu vedo Gesù com sguardo così verso di Pietro, eu stavo pensando nella mia vita, questo sguardo è profondo, è forte. Perciò vorremmo parlare oggi di questa storia qua e ricordare che questo periodo di Natale, di Páscoa per noi è prezioso perché noi ricordiamo la nostra trasformazione, il perdono dei nostri peccati, il cambiamento della nostra storia, sentire la vittoria sulla morte, perché adesso la morte non c'è più su di noi, perché la vittoria è stata distrutta, la morte è stata distrutta, ossia Gesù è risorto e ci ha dato vita, perciò abbiamo la croce e dopo c'è la tomba vuota, ossia questo periodo vediamo un grande cambiamento nella storia, ma soprattutto nella nostra storia. Noi che avevamo paura della morte, adesso abbiamo la certezza, la sicurezza dell'eternità con Dio, perciò è un periodo molto importante per noi. E noi dobbiamo celebrare questo periodo di Páscoa, ringraziare il nostro Dio e vedere e fare una alta analisi di come noi stiamo affrontando, vivendo questa Páscoa della nostra trasformazione, del nostro ravvedimento e la trasformazione della nostra storia. Ma anche, come ha detto Karine, vedere la nostra vita se esiste un vero pianto amaro, un piangere amaramente come è successo con Pietro. Perciò che questa storia vediamo na realtà della vita di Pietro, ma noi dobbiamo vedere la nostra vita qua. Non lo so quante volte tu hai rinnegato Gesù. Quante volte io ho lasciato, ho trascurato la mia vita per Gesù, di lasciato Gesù da parte. Quante volte noi abbiamo fatto questo? E ancora facciamo. E è interessante che questa storia inizia perché prima di rinnegare Gesù, Gesù já aveva detto a Pietro: calma, tu non sei troppo saldo nella fede, troppo forte nella fede. Calma. E tante volte la nostra arroganza umana, che cosa noi diciamo? Io mai rinnegherò a Gesù, io mai abbandonerò la fede. Chi já fatto questo patto con Dio e dopo ha trascurato? Eu posso alzare le 2 mani e anche 2 piedi allo stesso tempo, perché eu já sono caduto diverse volte,
perché io ho fatto una promessa a Gesù e non ho mantenuta. E questa storia comincia lá em Mateus 26, 31 a 35. Fidar-se troppo di se stesso. La nostra arroganza e prepotenza è che noi possiamo. Io ce la faccio, io sono forte, io sono sicuro di me stesso. E qua c'è la storia nostra di storia, a storia di Pietro. Questa arroganza di fidarsi in se stesso. Mateus 26, 31 a 35. Allora Gesù disse loro: questa notte voi tutti avrete un'occasione di caduta. Perché è scritto: io percuoterò i pastori e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galileia. Pietro, rispondendo, lhe disse: quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. Gesù lhe disse: in verità ti dico che questa stessa notte, prima che o galo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E Pietro a lui: quando anche dovesse morire con te, non ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Qua siamo noi. Qua siamo noi. La troppa fiducia in se stesso. Quando noi inseriamo la fiducia in noi stessi, quando noi non abbiamo una misura della nostra capacità ou della nostra vita, noi crolliamo espiritualmente. O grande risco para uma pessoa é quando se fida de se stessa. E c'è un testo che si usa molto, tante volte in modo sbagliato, está em Jeremias 17,5. Jeremias 17,5. Così parla il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, il cui cuore si allontana dal Signore. O texto não parla maledetto l'uomo che si fida dell'altro uomo, ma quello che si fida in se stesso. E fa del suo braccio, il suo cuore si allontana dal Signore. L'uomo não pode fidar-se da se stesso. Nós somos cativi, nós sbagliamo, nós somos peccatori, nós somos deboli. Ou seja, quando existe uma oportunidade para manifestar a minha carne, em meio desiderio, em meio projeto, eu manifesto. Perciò o problema é quando nós inserimos a nossa segurança não no Signore, não na dependência do Signore, mas quando eu inserisco a minha segurança em me stesso. E é lì que c'è o grande risco. Perciò maledetto l'uomo che si fida di se stesso in tutte le imprese, in tutti i progetti, perché non inserisce Dio nella sua storia. E Pietro ali, in quel cosa Pietro aveva detto a Gesù: quando anche dovesse morire con te, non ti rinnegherò. Che cosa succede subito dopo? Lo rinnega. Ossia, noi dobbiamo inserire il Signore nella nostra storia e non la fiducia in noi stessi. O grande sbaglio que manifestamos é quando siamo fieri della nossa capacità e della nostra forza in resistere. Nós não siamo capaci. Perciò quanto è importante camminare assieme con gli altri e confessare i nostri un agli altri. Perché noi dobbiamo avere questo supporto uno degli altri, un appoggio uno degli altri per non rinnegare a Gesù. Perché quando noi cominciamo a fidarsi troppo di sé, quando cominciamo a abbandonare le persone e fidarsi troppo da noi stessi, noi cominciamo a entrare in una strada molto scivolosa e molto pericolosa. Noi siamo molto fieri della nostra arroganza. Noi siamo molto fieri della nostra prepotenza. Noi siamo molto fieri di pensare che noi siamo capaci e noi non siamo. Perciò noi dobbiamo combattere con un peccato che non è qualcosa semplice nella nostra storia. E la carne tante volte vince. E é lì che io devo percepire o quanto io sono dipendente dal Signore. Perciò io devo combattere e rifiutare questa storia di camminare con Gesù, che io penso sarà semplice, ma non sarà semplice. Perché io vivo sotto la pressione del mondo e questa pressione che mi porta a abbandonare e a rinnegare Gesù. Perciò la camminata con Gesù non è una camminata semplice.
Noi siamo attirati dall'inganno e noi siamo troppo ingenui. Perché noi siamo paragonati a quale animale che esiste? Le pecore. E le pecore sono ingenue. E perciò la nostra ingenuità, noi cadiamo nelle trappole dell'inganno. Perciò io devo fidarmi dal Signore. Abbiamo cantato sotto le tue ali. Io devo avere questa dipendenza del Signore, la protezione del Signore e sapere o quanto io sono debole e ho bisogno di te, Signore, per non cadere e abbandonarti. Noi non siamo pronti per una battaglia, perché noi cerchiamo sempre di manifestare il nostro desiderio e la nostra disobbedienza al Signore e obbedienza ai nostri desideri. Perciò l'obbedire a Gesù è un opposto per noi. Perciò tante volte eu sempre dico, eu sarò fedele ao Signore fino a quando? Eu sarò fedele ao Signore fino a... E lì c'è un grande rischio. Perciò sarò fedele ao Signore e seguirò ao Signore sempre, ma quando c'è quello fidanzato e quella fidanzata che mi propone quelle situazioni un po' delicate, io cado nel peccato e o galo canta. Sabe quella storia che io sarò fedele al Signore e lo seguirò fino a sempre? Ma io comincio a andare in tanti luoghi, in discoteca e adorare gli altri cantanti e cantare le altre canzoni. Io lo seguirò al Signore fino a un'opportunità di abbandonare il Signore. E quando sto lì cantando le altre canzoni che non c'entrano niente con il Signore, o galo canta. Eu sarò fedele ao Signore, ma tra pouco eu comincio a prendere álcool e le altre droga. Eu abandono o Signore e o galo canta. Eu sarò fedele ao Signore e eu comincio a abbandonare le persone che mi hanno aiutato, che mi hanno guidato. Eu ho cominciato a camminare con la mia testa e o galo canta. Eu sarò fedele ao Signore e eu comincio a andare nel piacere della droga, della pornografia, o piacere del sesso libero e o galo canta. Eu sarò fedele ao Signore, ma i miei progetti diventano la priorità della mia vita. Eu abandono la opera del Signore, abandono la responsabilità e o galo canta. Eu sarò fedele ao Signore, ma io rifiuto che la parola del Signore trasformi la mia vita. Eu me umilho ao Signore e o galo canta. E o galo não soltanto canta, mas c'è um esguardo de Jesus su di noi. E não é um esguardo de crítica, é um esguardo de morte per noi, pela nossa carne. Quante volte nós estamos no pecado, abandonamos o Senhor e o galo canta, e eu me recordo delle parole do Senhor, e Jesus gira e mi fa um sguardo e quel sguardo dice, Caio, non è per questo che è successo la Pasqua, non è per questo che sono morto sulla croce per te, non è per questo che io sono risorto per dare la vita, ho vinto la morte. Caio! Quel sguardo fa dentro di me una scossa profonda. Perciò o galo canta. E o galo canta e eu não percepisco que veramente c'è una situazione critica, ma quel sguardo mi porta veramente a umilhar-me. O galo canta. E o sguardo de Jesus existe. E tante volte noi pensiamo, non succederà niente. Succede. E é interessante que o texto inicia perché Pietro estava seguendo Gesù da lontano. Dopo averlo arrestato, lo portarono via, condussero nella casa sommo sacerdote e Pietro seguiva da lontano. O grande risco de renegar a Gesù quando estou seguendo Gesù da lontano. Quando la parola del Signore non è la mia passione, quando la preghiera del Signore con il Signore non è la mia vita, quando la camminata con la Chiesa di Dio non è più il mio stile di vita, quando io abbandono tutto questo e sto seguendo Gesù da lontano. E quando sto seguendo da lontano, o lupo è vicino a me e eu comincio a morire spiritualmente. Interessante que Pietro seguiva da lontano. E seguire da lontano provoca un abbandono della fede. E lì io posso dire, io non conosco a Gesù. Quante volte tu sei stato messo in una crisi davanti ai tuoi amici di lavoro, di scuola, di università,
con le domande e tu, che cosa dico? In famiglia, che cosa dico? In quel momento tu rinnega Gesù. O in quel momento tu mantieni la tua fede. E la persecuzione arriva e tu mantieni quello che tu credi. È lì che io sono messo alla prova. Tu sei pronto per una persecuzione? Tu sei pronto a dire, io lo conosco, sì. Ah, ma tu sei un cristiano? Sì, io sono un cristiano. Adesso stiamo vivendo una realtà qua dove siamo inseriti come chiesa. Quando eu vedo qua in questo parcheggio, soprattutto sabato e anche domenica, è pieno delle persone ali che non conoscono a Gesù. Sarà che noi abbiamo il coraggio di prendere un volantino e consegnare a queste persone? O arrivare a questo gruppo di persone, invitare di entrare in questa sala? Adesso abbiamo qua un gruppo di persone enorme qua intorno a noi. Próxima domenica un gruppo di ragazzi andranno a evangelizzare là a Belluno. E che sia o próximo passo di evangelizzare qua in nostro parcheggio, che è pieno di persone che ancora non conoscono l'amore di Dio, e noi stiamo molto passivi in questo, perché noi stiamo rinnegando la nostra fede e il nostro Gesù. Interessante che o rinnegare non è solo un momento, ma è un atto contínuo. Pietro ha fatto questo quante volte? 3 volte. O rinnegare Gesù non è solo un momento, se diventa qualcosa continuo nella nostra storia, perché eravamo lontano. E o galo canta. E Gesù gira e ti fa un sguardo profundo nella tua anima, che penetra. Perciò quando o galo canta mi fa ricordare della parola del Signore. Quante volte noi stiamo nel peccato e noi cominciamo a ricordare di tutto quello che Gesù parlò. E stiamo ricordando della sua parola e stiamo ricordando. O galo stava cantando e o sguardo di Gesù stava arrivando. E eu me estou ricordando de quel tempo dove eu era a casa do Signore servindo, adorando, contribuindo, lavorando, era empenhado com o Signore, era vicino com o Signore. Ma dopo ho lasciato. Era la storia di Pietro, è la nostra storia. Perciò questo periodo di Páscoa eu devo fare una autoanalisi della mia vita e vedere o galo sta cantando, lo sguardo di Gesù succede in questo modo, o la mia vita è una camminata di morte, o la mia vita è una camminata di eternità per il Signore, di un sacrificio per il Signore. E qualche cosa succede con Pietro dopo, quando o galo canta e dopo quando Gesù fa quello sguardo e lui si ricorda le sue parole? Che cosa fa Pietro? Pianto. Seconda domanda. Quando è stata l'ultima volta che tu hai fatto un pianto amaro per i tuoi peccati? Ravvedimento deve avere pianto. Ravvedimento deve avere un pianto duro dentro di me, amaro dentro di me. Un profondo ravvedimento, eu devo riconoscere che il problema sono io. Noi giustifichiamo, e Pietro poteva giustificare, ma Gesù non era proprio così, è perché Giacomo ha fatto quello, ma perché Giovanni o Taddeo hanno fatto questo. Ma Pietro ha fatto il sguardo di se stesso e ha visto che lui aveva sbagliato e aveva rinnegato Gesù. E qua o senso della Páscoa è che eu devo capire che il vero ravvedimento produce in me un pianto. Un piange dimostrando un profundo dolore per il peccato che io ho commesso. E il peccato è la mia responsabilità. La tua vita oggi è di peccato in peccato o è di consacrazione in consacrazione? La tua vita oggi è un morire per Cristo o la tua vita è un dimostrare chi tu sei? La tua vita è veramente abbracciare la causa della fede o la tua vita oggi è lasciare e trascurare i principi di Cristo? Quella frase, che cosa ho fatto, è una frase fortissima nella nostra storia. E come já condiviso tante volte con voi, quando ho abbandonato la fede per un periodo, fino a oggi mi ricordo, e questa frase uso nella mia vita, che cosa ho fatto? Perché ho fatto quello? Ma quello produce dentro di me un dolore. E quello deve produrre dentro di noi un dolore. Perché ho fatto? Perché ho detto?
perché ho abbandonato, perché ho renegato Gesù. E o galo estava cantando. E Gesù mi stava guardando. Perché non è normale negare Gesù. Non è normale per un cristiano abbandonare quello che ha conosciuto e sperimentato. Non è normale abbandonare quella passione per la causa di Cristo. Non è normale non accettare la parola come vita di trasformazione. Quello deve produrre in noi un amaro della nostra vita, perché sono stato io. O sguardo di Gesù deve ferir-me. Perciò o versetto 61 dice: e o Signore voltato-se guardou Pietro. La parola do Signore è lo sguardo di Gesù e deve ferir-me, deve toccare e produrre in me un profundo dolore. Quante volte abbiamo letto la parola do Signore e sembrava, ma quando leggiamo la parola do Signore riconosciamo, quando dice non mentire più, e noi usiamo la bugia come una scorciatoia per una situazione. E la Bibbia dice non mentire. E quando questo non mentire è lo sguardo di Gesù. Quando la Bibbia dice amare i tuoi nemici, e io comincio a rifiutare i miei nemici, la parola dice ama. E quello è lo sguardo di Gesù che mi ferisce. E quando questo sguardo di Gesù che mi ferisce, sono io che devo adesso passare per questo ravvedimento com pianto. Non è dire ma non è un Io devo piangere perché io non stavo vivendo. Le mie lacrime devono andare per terra, perché io devo riconoscere che io sto peccando. O peccato è con me. Seguire da Gesù da lontano mi fa perdere i principi di un cristiano. Camminare com Gesù é essere pronto a soffrire le conseguenze di una fede con Cristo. È lì che devo stare con Lui. Perciò camminare con Gesù deve essere la mia vita da lontano, è vivere come un pagano. Ma vicino a Gesù, io sono questo sale e luce e che soffrirò le conseguenze della mia fede. Ma lo sguardo di Gesù sempre c'è. Perciò questa parola che noi leggiamo deve essere questo sguardo di Gesù. La parola do Senhor está parlando no teu cuore. E se revela no teu cuore, se tu hai a sensibilidade do Espírito Santo, e tu lascia que a parola sia a tua guida, e é a potência de transformar a tua história, tu deve cominciare a piangere per i tuoi peccati. Delle cose nell'ultimo tempo che mi sto preoccupando tantissimo con la Chiesa, non dico la Chiesa qua, è universale, è perché sta si trasformando la parola di Dio come una parola qualsiasi. Stiamo perdendo di sentire la parola come autorità di Dio per toccare nel profundo della nostra anima. La parola di Dio è la autorità che viene nella nostra anima e che deve ferire la mia vita e produrre trasformazioni. Io non posso continuare lo stesso dopo che la parola viva do Signore produce in me una rivelazione profonda. Há pianto de dolore. É lì que viene a parola do Senhor. Quante volte nós escutamos a parola do Senhor e transcuriamo, mas a parola do Senhor deve continuar a tocar e transformar a minha história. Nós somos completamente imperfeitos, abbiamo bisogno di una parola che ci guidi, ma dobbiamo lasciare essere toccati di questa parola. È lo sguardo di Gesù. Perciò o bello di questa camminata con Gesù è che c'è la mia sofferenza. O bello di questa camminata con Gesù è che i miei pensieri cambiano. Io sono adesso più trasformato per il Signore. Tu segui questa parola nella tua vita? Perciò come abbiamo iniziato il culto oggi, no? Pensando nei vostri figli. Dove sono loro oggi con la fede? E che cosa tu stai portando della parola del Signore ai vostri figli? E prendere i vostri figli e dire la parola dice questo. E prendere questa generazione dei giovani, la parola dice questo. Ieri qua è stato bellissimo, questa sala era piena dei giovani, no? E guardando, eu era um po' indietro lá, guardando questi giovani che cantavano, adoravano il Signore.
o quanto nós volevamo a vedere questa generazione di giovani trasformando questa Italia con la parola del Signore, con lo Spirito Santo del Signore. E quando c'è la potenza dello Spirito e della parola, produce trasformazione in questa società. Vedere questo gruppo di giovani qua è prezioso. Eravamo qua più di, io penso, quasi 200 giovani qua ieri. Che bello, che meraviglioso. E ricordare d'Italia 20 anni fa era avere una sala con 15-20 persone, per noi già era tanto, adesso avere questi 200 giovani. È questa generazione che deve piangere per i peccati. È questa generazione che deve essere riempita dello Spirito Santo e produrre vita. Ma siete voi genitori a fare questo? Siete voi a portare questi ragazzi a piangere per i peccati e quando loro diranno io mi ravvedo dei miei peccati. Io mi ravvedo dei miei peccati. Ma non è perché tu hai parlato, è perché la parola è entrata nel loro cuore e lo Spirito Santo ha prodotto trasformazione. E lì vengono le lacrime di un ravvedimento profondo. Senza ravvedimento non si conosce il Signore. O Evangelho do Signore non c'è la inclusione per tutto. L'Evangelho do Signore c'è il ravvedimento per essere incluso nel reino dei cieli. Senza ravvedimento noi non entriamo nella presenza del Signore. E è lì che Pietro passa per questa trasformazione. Un pianto profondo. Perciò quando eu guardo dentro di me, eu comincio a vedere o quanto eu devo cambiare. E è interessante che Pietro, dopo questa storia di pianto, si trasforma in chi? O grande apostolo Pietro. E se noi cominciamo a leggere la storia di Pietro dopo questo momento, vediamo questa persona che affrontava il Sinedrio, che affrontava i religiosi, che affrontava tutti e predicava il Vangelo dappertutto. Ma perché? Perché quando lui rinnega Gesù 3 volte, dopo che o galo canta, e quando lo sguardo di Gesù arriva su Pietro, che cosa Pietro fa? Piange amaramente. E quello pianto produce ravvedimento e trasformazione. Se la nostra vita noi vogliamo seguire la potenza do Signore e avere questa potenza dello Spirito Santo e predicare o Evangelho dappertutto, io devo piangere amaramente per i miei peccati e ravvedermi. E ali, pieno dello Spirito Santo, la mia vita sarà diversa. Piangere per i miei peccati produce questa trasformazione. E leggiamo l'ultimo testo che sta in Atti 3, 12 e 14. Pietro, visto ciò, che cosa fece? Renegò Gesù? Parlò ao popolo dicendo, quello che renegava Gesù, adesso non c'era Gesù ali con lui, e adesso lui com coraggio, con la potenza dello Spirito Santo comincia a dire, uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché fissate gli occhi su di noi? Come se pela nostra própria potenza ou pietà avessimo fatto camminare questo uomo. E o Dio di Abraamo, di Isacco e di Giacobbe, o Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo? Lui che ha rinegato Gesù adesso in mezzo ao popolo, stava parlando di Gesù. Che voi consegnaste a Pilato. E adesso che cosa dice lui? E voi renegaste davanti a lui, mentre ele aveva giudicato di liberarlo. Ma voi, che cosa dice Pietro? Voi renegaste o santo e o giusto. Chi stava dicendo questa frase no versetto 14? Pietro. Chi aveva fatto questo qua qualche giorno, non è qualche anno prima, forse no, 2 mesi circa. Chi aveva fatto questo? Pietro. Lui è renegato. E adesso che cosa Pietro stava dicendo? Voi che renegaste il santo e il giusto. Io penso che in quel momento lui si ricordava, anch'io ho fatto. Ma adesso sono perdonato, sono guarito, sono trasformato, perché io mi ravvedo dei miei peccati, sono trasformato. Quello che Dio sta dicendo per noi oggi, per la nostra Pasqua, che questo succeda anche con te. Che tu cominci a
a piangere per i tuoi peccati. E quando succede questo pianto dei tuoi peccati, tu ti ravvedi e tu adesso farai delle cose che tu non potevi neanche immaginare per glorificare il Signore. Esci di questa vita fragile e debole e riempi nella potenza dello Spirito Santo e Dio farà di te delle cose che tu non puoi neanche immaginare. Ma tu devi consacrarti al Signore. Non fidati di te stesso, ma fidati della potenza di Dio che può agire nella tua vita. Ravvediti, piangi per i tuoi peccati e il Signore farà una trasformazione. Preghiamo. Pensa nel tuo peccato oggi. C'è qualche peccato nella tua vita che tu abbracci e sostieni? Sembra quello peccato favorito? Questo peccato è un rinnegare Gesù. Pensa in te. Quante volte tu hai rinnegato Gesù davanti agli uomini? Quante volte tu hai fatto una promessa a Gesù e non ha mantenuto? È un rinnegare. Il gallo canta. Lo sguardo di Gesù c'è. Adesso è il momento del ravvedimento, delle lacrime, del pianto. E dopo di questo, il potere dello Spirito Santo sarà su di me per manifestare la gloria di Dio e di Gesù. Questa storia di Pasqua, la storia di Pietro, è la nostra storia. Gesù morto in quella croce, sofferenza, e dopo è risorto. E cambiò la storia di Pietro. E anche cambia la mia storia. Ma sono io che devo fare una autoanalisi e fidarmi del Signore e abbandonare con le lacrime tutto un stile di peccato nella mia vita. Quando mi umilio, il Signore mi esalta. Quando mi ravvedo, la potenza di Dio si manifesta. Vedere un Pietro che ha rinnegato Gesù 3 volte davanti a un gruppo di persone. Aveva paura. Ma dopo vedere un Pietro che davanti a una folla predicava com a autorità do Senhor. Não aveva paura. Era um coraggioso. E afirmava que loro avevano renegato il santo e o giusto. E hanno portato Gesù alla morte. Questa trasformazione di Pietro, che sia la nostra trasformazione. Pensa nella tua vita come sta. Sei consacrato al Signore? Nosso Padre, siamo qui, servi, piccoli e deboli, che da noi stessi noi non ce la facciamo, ma soltanto nella tua potenza. Siamo peccatori. Tante volte abbiamo trascurato e rinnegato a te e rifiutato la tua parola di potere. Ma Padre, o ravvedimento produce pianto
o pianto amaro, con dolore, è una dimostrazione di un ravvedimento. Che questo succeda, Padre, con questa generazione qua, con tutti noi, per essere riempito dello Spirito e con coraggio, Padre, predicare la tua parola nella tua autorità. E che noi possiamo dire santo, santo, santo e sentire la preziosità della tua presenza. Questo tuo sguardo adesso che ti abbraccia, perché il perdono è venuto. Grazie, Padre. Benedici la tua Chiesa e a tutti noi, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Pode dire ao teu fratello che o galo não cante nella tua casa ou nella tua vita. Che questo sguardo di Gesù, si arriva, comincia a piangere. O tu puoi fare una domanda a tuo fratello un po' più delicata. Quando è stata l'ultima volta che tu hai fatto questo pianto di Pietro? Un pianto amaro. Quando è stata l'ultima volta? Ma che oggi possa essere un giorno di un pianto per essere riempito della potenza dello Spirito Santo. Amen? Quale cantico? C'è la gioia in Gesù. Mentre cantiamo questo cantico, c'è la gioia in Gesù. Momento di offerta delle decime. E se tu non offri le decime alle offerte, che tu puoi venire con pianto amaro di offrire, ok? Di ristabilire questa comunione con il Signore anche in questa area di liberalità che noi abbiamo con il Signore. Possiamo stare in piedi? Possiamo stare in piedi, offriamo con gioia, con allegria e possiamo sistemare tutta la nostra storia con il Signore. Ok? Ok, 3, 2, 1, C'è la gioia in Gesù ed un grande amore, c'è speranza soltanto in Lui. È una fonte d'amore che riempie i cuori, Lui è sempre vicino a me. L'onore, la gloria a Lui. ringraziamo Padre per tutto quello che tu fai. Padre, ti ringraziamo per le offerte, le decime che
sono state date questa mattina. Ti ringraziamo e ti lodiamo, Padre. Noi sappiamo che quello che noi ti diamo, Padre, anche se poco delle nostre possibilità, Padre, tu puoi moltiplicare, tu puoi fare miracoli, Padre, attraverso questo. E noi ti ringraziamo, ti lodiamo nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, gli avvisi. Abbiamo. Ok. Una giornata di comunione. Ok, sì, 1 maggio. Noi faremo un incontro qua con tutte le nostre sedi, Belluno, Conegliano, Padova e Treviso. Vogliamo passare tutta la giornata qua dalle 10 del mattino fino alle 5 di pomeriggio, ok? Noi vogliamo sognare, pensare nella Chiesa, ascoltare, stare assieme e anche dobbiamo mangiare, no? Così avremo qua tanto da mangiare, ma soprattutto molto cibo spirituale, ok? È per tutta la Chiesa. E vogliamo passare tutta la giornata, è un giorno festivo, e che questo giorno tu possa stare qua con noi. Nós stiamo parlando di un'offerta di 5 euro, tutto compreso, ok? Tranne caffè. E devo stare qua. I ragazzi stanno preparando anche la carne, la picanha, anche il ragazzo qua sta portando pesce, il nostro ragazzo più giovane qua, ok? E stiamo preparando questa giornata, ok? Per favore, venite qua e stare assieme. E sarà bello, tu conoscerai i fratelli delle altre sedi, e è bello che lì noi conosceremo delle persone che non sapevo che tu era membro della Chiesa. E così è un momento prezioso, ok? È per tutti. Ok, evangelizzazione abbiamo parlato già, questa prossima domenica, 6, lì a Belluno, ok? Informazione, potete parlare con il pastore Sandro, che lui sta organizzando questo evento, ok? Avanti. Prossimo 12, incontro di coppia qua, alle 20, ok? Ruth e Boas. Okay. Qualquer informazione potete parlare con me. Avanti. Ministério Sociale, ok? Abbiamo tanto da consegnare, anche tante famiglie, ok? Parlate com o pastor Sandro que está organizzando insieme a Isabella lì. Abbiamo bisogno di persone per andare nelle case. E ringraziamo la Chiesa che ha portato tanta cosa lì per consegnare, ok? Ok, gli altri avvisi. Finito? C'è un altro qua? Sì. Culto di Páscoa sarà alle 8, ok? 8 del mattino. Mio sogno anche è fare alle 6 del mattino. Un giorno vorrei avere un appoggio di questa chiesa per iniziare il culto di Páscoa a 6 del mattino. Ok? Ma sarà alle 8. Finisce il culto, faremo una colazione tutta assieme qua, ok? Così già venite di casa senza prendere un caffè, un pane, ma facciamo la colazione tutta assieme qua, culto di Páscoa, ok? Non dimenticare preghiera online martedì solo gli uomini, lunedì alle 21 e anche giovedì alle 20, ok? È bello di vedere i fratelli delle altre chiese a preghiera. È per tutti, ok? Bene, sono avvisi. Tu che sei con noi oggi la prima, seconda volta, grazie. Dio ti benedica e che possiamo vivere questa esperienza con il Signore. Preghiamo. Nostro Padre, grazie. Adorarti, cantare. Tu sei il nostro Dio. Grazie, Padre, che possiamo arrivare alla tua presenza e dire Santo, Santo, Santo. E grazie, Padre, che quello che viviamo con te, riceviamo il tuo abbraccio e il tuo sostegno. Benedice, Padre, la tua Chiesa, fortifica. E che sia una settimana piena della tua grazia, dove c'è un popolo che si ravvede, che piange e che è riempito della tua potenza e con coraggio possa predicare e parlare di Cristo. Che questa Chiesa possa avere questa ricchezza. Benedici nel nome di Gesù. Amém. Amém. Dio vi benedica.